Sono 52 gli immigrati rintracciati dalla Guardia di Finanza al largo di Riace a bordo di una barca a vela, poi scortata fino al porto di Roccella Ionica. Del gruppo 20 sono bambini, la metà dei quali hanno meno di 2 anni. Gli adulti sono donne e uomini di diverse nazionalità, afghani, iraniani e siriani. Le loro condizioni sono complessivamente buone. Il presidente della regione Calabria, Diamante, nel Cosentino per annunciare il servizio sperimentale di potenziamento dei trasporti che prevede collegamenti dagli aeroporti calabresi alle maggiori località turistiche della regione. Partono oggi infatti i pullman del Sorriso, servizio gratuito che funzionerà solo nei weekend e coprirà 12 tratte calabresi. I pensionati aderenti alla CGIL sono scesi in piazza ieri per una manifestazione promossa dallo SPI, sindacato pensionati della CGIL, contro la manovra. In adesione alla manifestazione nazionale si sono tenute anche altre iniziative di carattere provinciale, come quella di Catanzaro Lamezia che si è tenuta in piazza Unità d'Italia, alla quale hanno preso parte tutte le leghe SPI della provincia guidate da Gianni Dattilo. Dopo le polemiche scatenate nei giorni scorsi sulle tariffe troppo alte e sull'esclusione dello scalo aeroportuale crotonese per gli incentivi ai malati oncologici, l'Alitalia corre ai ripari. Con una nota, infatti, la compagnia di bandiera lancia importanti promozioni tariffarie per volare sui 3 aeroporti calabresi di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone, e da quest'ultimo offre fino al 4 agosto 1100 biglietti a 74 euro, sola andata tutto incluso per volare dal 12 settembre al 30.